Chiuso il quadriennio olimpico con i Giochi di Rio, il CONI Veneto, dopo l'innumerevoli emozioni per i risultati ottenuti in Brasile, ha invitato i più importanti esponenti del CONI nazionale ad un convegno ospitato al Teatro La Fenice di Venezia per guardare al futuro e al prossimo appuntamento olimpico di Tokyo 2020. In laguno per questo mega evento sono giunti Giovanni Malagò, presidentissimo del CONI nazionale, per gettare le basi per i nuovi impegni e per evidenziare il prezioso lavoro svolto dal CONI Veneto. Gli onori di casa li ha fatti il presidente del CONI Veneto, Gianfranco Bardelle, nel ribadire i traguardi raggiunti ai presenti. Devo essere contento di rappresentare una regione che ha dei valori sportivi molto elevati. Avere oggi avuto qui alla Fenice, in un posto così prestigioso, a Venezia, in una città che culturalmente è invidiata da tutto il mondo, il Gotha dello sport italiano, ci dà la soddisfazione ma anche l'impegno di continuare su questa strada. Siamo una grande squadra fatta da 100.000 volontari e da 12.500 società sportive di tutte le discipline sportive, però abbiamo bisogno di essere rivalutati dal mondo della scuola, di essere attenti dal parte del mondo dell'istituzione per l'impiantistica sportiva che deve essere sempre incrementata e aggiornata. Sono un uomo di sport, rappresento lo sport, poi uno può essere un dirigente, un atleta, un tecnico, un allenatore, un volontario, che poi sono diciamo la spina dorsale del nostro mondo. Gli uomini di sport sono abituati a perdere, sono abituati a vincere, devono saper vincere, devono soprattutto saper perdere. Poi è tutto da dimostrare se qualcuno ha perso o qualcuno ha vinto. Sicuramente lo sport si è sentito logicamente colpito, ferito da quello che è successo, questo è innegabile. Come può ripartire lo sport italiano? Guardando al domani, con volontà, con propositività, con positività, mi sembra che l'abbiamo dimostrato, già proponendo la candidatura per la sessione del CIO di Milano, interfacciandoci con altre amministrazioni comunali su altri progetti, che sono tutti quanti, diciamo, in evoluzione. Non vorrei che si dimenticasse che la candidatura di Cortina dei mondiali di sci alpino del 2021 è stata una candidatura fortissimamente voluta, ovviamente insieme alla federazione, al comitato olimpico. Io sono andato a più riprese alla federazione internazionale a metterci la faccia. Ospiti che hanno impreziosito la giornata veneziana nel ribadire l'impegno degli atleti azzurri a Rio, qualcuno dei quali presenti in sala, ma anche i campioni del passato come Gabriella Dorio, il mito del canottaggio veneto Daniele Scarpa e Lorenzo Bernardi, pallavolista del secolo, affiancati dai vertici del CONI, sotto la guida di Luca Gineto di Rai 3, che ha moderato le 3 sessioni del convegno sui temi organizzazione sportiva in Italia, in Europa e nel mondo, il modello sportivo italiano e le testimonianze dei campioni a Rio come Gaddalina Sartori, con il tiro con l'arco, la campionessa di golf, la triestina Giulia Sergas. Al Teatro La Perla per la regione c'erano gli assessori Cristiano Corazzari ed Elena Donazzan. Assessore, Venezia capitale dello sport. Sicuramente, oltre a essere una capitale culturale, siamo in un luogo simbolico come il Teatro della Fenice e oggi anche capitale dello sport, possiamo dire. Abbiamo rappresentato i più alti vertici dello sport regionale con anche la rappresentanza del CONI nazionale. Per noi questo è un motivo di soddisfazione e di orgoglio che dimostra ancora una volta come lo sport veneto sia uno sport d'eccellenza. Noi abbiamo fatto molto come regione in collaborazione con il CONI regionale, sia sotto l'aspetto degli investimenti strutturali, penso agli impianti, ma soprattutto per dire che lo sport è educazione e prevenzione. All'interno delle scuole, con le scuole, siamo arrivati addirittura ad essere la prima regione ad avere una settimana dello sport con delle giornate dedicate allo sport attraverso tutte le materie. È un confronto, un momento molto importante, un momento anche dove si mettono insieme tante emozioni dopo Rio, momenti anche particolari della candidatura bloccata di Roma 24, ma come ho concluso nel mio intervento, noi siamo donne e uomini di sport, sappiamo vincere ma siamo anche molto capaci di perdere, sapendo che bisogna prepararsi per la prossima volta. Nutrita la presenza degli illustri relatori a partire da Roberto Fabriccini, segretario generale del CONI, a Marco Franzelli, vice direttore di Rai Sport, a Alberto Miglietta, amministratore delegato di CONI Servizi, Diana Bianchedi, direttore generale del comitato promotore Roma 24 e poi ancora Carlo Moranti, Ottavio 50, Marcello Marchionni. Con loro anche gli 11 presidenti regionali del CONI, insieme al presidente del CIP Veneto, Ruggero Vilnai, a confermare la capillare famiglia CONI che ha anche ricevuto la visita del primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro, con il suo accurato intervento
A conclusione del quadriennio olimpico, di fatto per il CONI si aprono le porte al grande e nuovo appuntamento di Tokyo 2020.